Arca Prealpina nasce nel 2019, dopo 35 anni di conduzione dell'azienda agricola da parte dei miei genitori. C'è stata la malattia di mio padre è mancato e c'è stata la chiusura dell'azienda agricola. C'è stato un silenzio per me che mi ha portato a rivedere tutte le mie posizioni e a cercare di voler capire il perché i miei genitori avessero investito 35 anni della loro vita in questa scelta. In questo anno di riflessione ho deciso di provare a capire la loro scelta rivivendola. Ho condiviso sempre con i miei genitori la passione per la terra. Piantavo fiori, i fiori sono la mia passione, le piante. Sperimentavo unguenti, casalinghi, andavo alla ricerca delle ricette di una volta. Ho iniziato ad utilizzare gli unguenti che provavo a fare, ad applicarli negli animali che avevano qualche problema, qualche difficoltà, e lì mi si è aperto un mondo. E da qui è nata l'idea di provare a coltivare un campo di officinali e sviluppare la mia idea, la mia passione degli unguenti attraverso una vera linea cosmetica, ma una cosmetica agricola, quindi realizzata con i prodotti della mia terra. La mia scelta vorrebbe arrivare ad avere un allevamento sostenibile per chi lo conduce, cioè non come facciamo adesso con la mungitura 12 mesi all'anno, ma con dei periodi in cui il lavoro si alleggerisce e permetta di avere una manodopera minima, almeno la mattina e la sera, da poter anche affidare a qualcuno e che si tratti solo di alimentare gli animali. Noi di Arca Prealpina abbiamo avviato il progetto quest'anno di turismo rurale. Noi organizziamo dei percorsi naturalistici a tema. Ogni mese una luna, ogni mese si offre qualcosa alla gente. La gente può tornare in natura e vivere l'azienda agricola in modo diverso. In quest'ottica l'agricoltura deve essere attività connessa, cioè deve essere altro, deve dare esperienza, non deve dare solo un prodotto. Grazie al bando di sviluppo rurale Veneto abbiamo iniziato a lavorare meglio sicuramente, con più facilità, con più qualità e con l'ottimizzazione dei tempi. Avere un nuovo sistema di riscaldamento dell'acqua calda ci ha permesso invece di risparmiare rispetto alla conduzione precedente. E sono state tutte migliorie che ci hanno permesso di avere un pochino più caldo all'interno delle nostre strutture con molte meno spese, quindi direi che è stato un buon investimento. Per me il PSR Veneto è stata una scommessa vinta e un'opportunità.